Dopo che tu ardisciains, ho sono su un'altra volta a Gerusalemme con Barnabe e avevi chiol con me anche Tito. Ho sono lassù dopo che avevi avuto una rivelazione e avrai presentato il Vangelo che predichi ai pagans, però a parte e dome i sorrestanti, per non rischiare di cori o di vecoru di band. Po ben, neanche Tito, cagliere con me, con tutto cagliere greco, non è stato obbligato a circoncidersi. E tutto questo proprio per colpa dei frati falsi, che erano inficchiati dentro per spiare la nostra libertà con in Cristo Gesù, col fin di farnos tornare sottans. Però con loro non vi mollato neanche per un momento, perché la verità del Vangelo resti salde fra mieci di voi. Dunque, de bande di che se me avevano più in vista, c'è che ieri in parvieri non la per me nessuna importanza, perché Dio non fa preferenze di persone. A me, di che persone più in vista, non mi è stato imponuto nulla di più. Anzi, vi dico che a me mi è stato dato in consegna il Vangelo dai non giudei, come che a Pieri gli era stato dato quel dei giudei, di fatto, quel che ha dato la faccia a Pieri dal suo apostolato, fra miei dei circonciduti, è sempre quel che mi ha dato a me la faccia fra miei dei pagans, e conosciuta la grazia che mi era stata data a me, Iacum e Chefa e Gioan, che erano considerati gli scolonis, e gli hanno dato la destra a me e anche a Barnabe, tanto segnale di unione. No, avevano di predicare il Vangelo fra miei dei pagans, e loro invece fra miei dei circonciduti. Non sanno dove preaz divisarsi dai puas, e a lei c'è che ho vinto spezzato a fa. Ma quando Chefa è venuto a Antiochia, mi sono mettuto contro di lui, frontando lui muse, perché si era mettuto dalla banda del tuat. Difatti, prima che arrivassi in che di Iacum, al chioleve la bocchiata insieme coi pagans convertiti, ma appena arrivati loro, al ci rive di tirarsi in daur e di stare in bande, per porre dai giudei convertiti. Anche che gli altri giudei hanno fatto la stessa falsità, e così, per fin Barnabe si è lasciato striscinare dal loro imbroi. Però, appena che mi sono incoraggiato che non levino indenante per strade dritte, secondo la coerenza del Vangelo, e gli hai detto a Chefa, pregin di tutti: se tu, che tu sei giudeo, tu vivi come i pagans e non come i giudei, c'è molto puoi tu obbligare i pagans a vivere secondo la legge di Mosè? No, così di riunde giudaiche e non peccatori di riunde pagane, savint che nessun uomo non è giustificato mediante soparis de legge, ma dome in face de fede in Gesù Cristo, o vin credut anche noi in Gesù Cristo, proprio per essere giustificati mediante fede di Cristo, e non mediante soparis de legge. Perché mediante soparis de legge non sarà mai giustificato nessun mortale. Ma se anche noi, cocerin di essi giustificati in Cristo, si chiatin a essi peccatori, es al forsit Cristo calten al peccato, ma via po. Di fatto, se io torni a fa su, c'è che hai buttato io, o mostri di essi in colpe quintri de legge. Di fatto, mediante legge, io sono morta alla legge, in modo di vivi per Dio. O sono stato mettuto in croce insieme con Cristo. O vivo, ma non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me.
La vita che come vivte chiar, le vivte fede dal Figlio di Dio, che mi ha voluto bene e si è dat via per me. Non butti via la grazia di Dio. Di fatto, se la giustizia viene mediante legge, allora Cristo alle morte proprio di ban.